Mister, la squadra sta attraversando un periodo difficile ed è evidente. Cosa bisogna fare per rialzarsi? Adesso bisogna ricompattarsi, come è giusto che sia, dopo una sconfitta interna come quella di oggi con una diretta concorrente. Fa male, ma fa parte del gioco e del calcio. Loro al contrario nostro ci hanno messo molto più cattiveria e determinazione, cosa che una squadra che si deve salvare come la nostra, sono state loro d'esempio, deve avere assolutamente. Siamo mancati un po' in questo, un po' di cali di concentrazione e alla fine abbiamo subito 3 gol da una squadra che con la grinta, la cattiveria agonistica non ha portato, ha portato via i 3 punti, se li ha anche meritati, bisogna essere onesti. L'Academy con fatica aveva pareggiato i conti, poi però c'è stato un altro calo e lì la Roma si è inserita, direi, con efficacia. Sì, eravamo state brave a pareggiare la partita, una partita che riesci a pareggiare in quel modo lì, in quel momento lì, non devi più subire gol, devi stare lì. Invece altri due leggerezze, chiamiamole così, che ci sono costate 2 gol, una palla lunga calciata da 30 metri, ci si sono trovate davanti al portiere, poi il terzo gol è stato ancora in 2 contro 1 dentro l'area, è riuscita a colpire da sola. Sono episodi che cambiano le partite e a noi sicuramente in questo momento qui non ci stanno dando molto aiuto, ma noi ci dobbiamo mettere più del nostro per uscire da questa situazione. La pausa arriva in un momento buono per riordinare le idee? Sì, dopo quello che ci è successo nelle ultime 2 settimane è quello che ci vuole in questo momento qua. Adesso dobbiamo ricaricare le batterie anche a livello fisico, a livello soprattutto di testa in questo momento qui. Bisogna ripartire con il ritorno alle partite giocate con un'altra mentalità. Mister, è una vittoria che l'AS Roma ha voluto fortemente, è una vittoria che vi dà grande carica, l'abbiamo visto anche nei festeggiamenti finali. Sì, era una partita che sapevamo essere un altro scontro diretto, anche se sappiamo che il San Marino aveva altri obiettivi a inizio di stagione, adesso sta attraversando questo momento. Noi veniamo dalla buona prestazione di Ravenna e se oggi avessimo fatto bottino pieno sarebbe stato sicuramente un ottimo slancio ancora verso quello che è per noi la cosa principale, che è la salvezza. Sono state bravissime le ragazze nell'interpretare la gara anche oggi, veramente. È stata anche veloce la reazione dopo aver subito il pareggio di Barbieri, questo è un altro dato importante per un allenatore. Sì, noi stiamo lavorando tanto sull'atteggiamento mentale e oggi sono state brave perché nonostante abbiamo subito il rigore, adesso non so se c'era o non c'era, questo non lo so, lo rivedrò, però come hai detto correttamente tu sono state bravissime nel non cedere, nel non calare di concentrazione e di rimettere subito la partita sul binario giusto. Chi è entrata dalla panchina ha dato una grossa scossa, tra l'altro è arrivato il gol del 3-1, ma si è vista anche la voglia di continuare a lottare per difendere quel 2-1 che poi è diventato 3-1. Ma io ho la fortuna di avere un gruppo di ragazze che sono veramente straordinarie nel modo di applicare tutto quello che noi facciamo in settimana. Ho la fortuna in questo momento di avere anche una crescita importante delle ragazze giovani, oggi sono entrate una 2002 e due 2004. E quindi questo ti dà grande senso di crescita da parte di un gruppo giovane. Noi abbiamo detto, ripeto, un gruppo giovane che piano piano sta capendo la categoria e sta crescendo. Grazie. Allora la Res ha trovato un'altra vittoria molto importante che vi fa tanto felici e si è visto. Sì, esatto, tutti sappiamo che questo sarà un campionato difficile per noi, ma in questi momenti in difficoltà noi dobbiamo crescere, lavorare sempre e portare sempre i 3 punti alla nostra casa e dare sempre tutto. È stata una partita non facile, c'è stato da combattere. Sì, San Marino è una squadra buona, come abbiamo visto hanno segnato, ci hanno messo in tanta difficoltà, poi alla fine noi abbiamo giocato bene, abbiamo segnato e alla fine vince la squadra che segna di più. Avete avuto una grande reazione dopo il pareggio, siete una squadra che sta diventando sempre più matura. Sì, è vero, no, ma come ho detto prima in questi momenti noi ci lavoriamo testa alta e guardiamo sempre avanti a stare in questa categoria. Grazie.